Sì, era buono, sì. Ti trovavi bene con lui? Era buono e aveva una passione, quella per le moto. Lo descrivono così gli amici di sempre, Simone Perin, il 17enne strappato alla vita proprio da quella passione. Ieri pomeriggio, a seguito di un tragico incidente a Fontanelle, quando in sella al suo motorino ha tamponato un'auto ferma ad un semaforo temporaneo per lavori all'incrocio tra via Piave e via Santa Maria del Palù. Per lui non c'è stato nulla da fare, la violenza dell'urto sul lunotto posteriore dell'auto non ha lasciato scampo al giovane di Ponte di Piave, comunità che lo ricorda con parole piene di amicizia e di commozione, come Linda, vicini di casa, cresciuti insieme, tante gite e momenti condivisi con le famiglie. Oggi ripercorre i ricordi attraverso un album fotografico che li ritrae bambini. La mattina mi aspettava fuori casa e andavamo a prendere la corriera assieme. Era un ragazzo gentile, disponibile, alla mano. Tu ti trovavi bene con lui. Quando uscivi era sì, tranquillo. Appassionato di nuoto e pallamano, aveva concluso il quarto anno alla scuola superiore Obicidio Derzo, aveva cambiato istituto dopo i primi 3 anni frequentati al tecnico turistico Sansovino e un pensiero commosso arriva anche da una delle sue ex professoresse, Camilla Bigliardi, coordinatrice del Sansovino. Simone è un allievo che non si può dimenticare perché era un ragazzo esuberante, curioso, molto vivace, la cui presenza faceva la differenza. Era un ragazzo cordiale, sempre sorridente, sempre di buon umore, ben voluto dai compagni. Compagni di classe che stanno organizzando una raccolta di pensieri e frasi da dedicargli. Intanto la comunità, i vicini di casa, i conoscenti, il sindaco che incontrerà i genitori in tardo pomeriggio si stringono nel cordoglio. Non riesco a trovare le parole perché non doveva succedere. Un bravissimo ragazzo, simpatico, volenteroso, che naturalmente di quelli che ancora adesso ci sono pochi che aiutano a casa. La comunità si stringe vicino alla famiglia di Simone ed è in una situazione, in un dramma così importante che ha coinvolto la comunità di Ponte di Piave. Davvero il cordoglio da parte mia personale e di tutta l'amministrazione comunale a tutta quanta la famiglia di Simone.